Nuova nota di maltempo, sarà un weekend invernale, già oggi temporali, piogge grandi, colpite nuovamente l'area del Prosecco, produttori preoccupati e domenica prevista neve anche a 500 metri. Cadavere affiora dal fiume, macabro ritrovamento lungo il Cagnani in pieno centro a Treviso, il corpo di un 68enne annegato probabilmente dopo aver perso i sensi. Giornata intensa sul fronte degli incidenti stradali dalla Castellana fino a Gaierine, schianti e feriti, super lavoro di Vigili del Fuoco e SUEM. Mancato rinnovo dei contratti, stipendi inferiori rispetto alle altre ULS, carenza di organico, da Treviso i sindacati promettono battaglia, Zaia dice basta fake news sulla nostra sanità. Auto in fiamme a Quinto di Treviso, distrutta la vettura di un medico, intervento dei Vigili del Fuoco per evitare il propagarsi delle fiamme, l'ennesimo episodio nella Marca. Blitz degli uomini della squadra mobile a Motta di Livenza, la polizia ha scoperto un covo della droga, lo stabile aveva porte blindate e telecamere di sorveglianza. Alpini, presentata a Milano l'adunata nazionale degli alpini numero 92, si attendono oltre 400.000 persone per l'evento più importante delle penne nere. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali in maltempo, in apertura con la nuova grandinata di questa mattina su Valdobbiadene e sulle colline del Prosecco. Pioggia torrenziale in pianura con fulmini, uno dei quali ha colpito anche un'abitazione e non andrà meglio nei prossimi giorni con la Protezione Civile che ha dichiarato lo stato di attenzione. Un'immagine che vale una stagione, quella del Prosecco 2019. In piazza Valdobbiadene lo scatto di questa mattina per una nuova grandinata che si è abbattuta sul Prosecco. Qui siamo spostati più su, verso la zona del Cartizze, dove il ghiaccio è caduto misto a pioggia, mitigando i danni alle colture. Una situazione che va via via complicandosi, anche se il Presidente del Consorzio Superiore ostenta sicurezza. Sicuramente ci sarà un'area che comunque è una fascia abbastanza ristretta dove ovviamente ci sono dei danni significativi, dove non ci sarà la piena produzione, dove il Consorzio vigilerà insieme alle autorità pubbliche competenti, penso alla Regione Veneto e alla VEPA, però in questo momento noi abbiamo oltre 8.000 ettari di vigna, quindi speriamo che il tempo ritorni al meglio e che si possa veramente raccogliere un prodotto di alta qualità. Decisamente diversa la posizione dei tecnici di Codifesa, più che mai preoccupati per il possibile abbassamento delle temperature. L'instabilità di questi giorni sta portando un quadro meteoclimatico che è molto preoccupante. In particolare c'è un abbassamento termico importante previsto per i prossimi giorni, alla volta di domenica sera, lunedì, che per la fase fenologica in cui oggi si trovano le viti potrebbe essere, pericoloso. Scendere sotto lo zero anche solo per qualche ora significa bruciare i grappoli appena formati, con danni importanti alla produzione, ma questo è solo un aspetto dell'ondata di maltempo che si alterna da una settimana sulla Marca e sul Veneto. Grandinate ma anche temporali di forte intensità, accompagnati da fulmini che nel caso di Badoere hanno colpito un'abitazione di Via Verdi con danni per fortuna limitati all'impianto elettrico. Una situazione monitorata dalla Regione, con la Protezione Civile che ha dichiarato lo stato di attenzione per i principali bacini idrografici almeno fino a tutta la giornata di lunedì. Dunque questa è la situazione di oggi, destinata, come dicevamo, a peggiorare nelle prossime ore con un fine settimana decisamente invernale e nevicate possibili che scenderanno fino ai 500 metri di quota. I sistemi perturbati che provengono da nord provocheranno nevicate anche a quote basse, quindi 5, 700, 1000 metri, quindi molto basse. Neve fin quasi in pianura. Si preannuncia invernale il primo fine settimana di maggio. Una situazione meteorologica complicata che manterrà il maltempo e soprattutto il freddo per sabato, domenica e gran parte di lunedì prossimo. Grandine questa mattina su Valdobbiadene, fulmini, saette a Badoere, pioggia intensa. Che cosa succede? Sistemi perturbati particolarmente complessi che nello stesso momento fanno affluire aria fresca e aria umida, aria più calda. Ecco, lo scontro proprio da queste due masse d'aria che hanno caratteristiche diverse, poi un riscaldamento ormai
primavera, anche se solo sulla carta sembra, dà vita a dei fenomeni anche intensi che sono più tipici dell'estate, quando fa più caldo e arriva aria più fresca. Quindi abbiamo precipitazioni diffuse ma anche a carattere temporalesco e localmente anche di una certa intensità. Situazione che andrà migliorando non prima del lunedì inoltrato. Un miglioramento poi per lunedì graduale, inizialmente ancora instabilità e poi un miglioramento, ma anche questo non è significativo, non starà a significare un miglioramento definitivo, ma solo anche questa una pausa. E per chi aveva già fatto il cambio armadi, il consiglio di ritirare fuori maglioncini e felpe. Temperature che si abbassano di molto, si parla di minime intorno ai 5 gradi, le massime in pianura non più di 14-15 gradi. E potrebbe esserci anche il maltempo tra le cause dei diversi numerosi incidenti avvenuti oggi nella Marca, una giornata davvero intensa per Vigili del Fuoco e SUEM. Scontro frontale tra due auto, Resana lungo Borgo Treviso, è accaduto nel pomeriggio intorno alle 16. 2 persone sono rimaste ferite sul posto, 2 ambulanze e l'elisoccorso. Il ferito più grave è stato portato al Cafoncello, l'altro a Castelfranco. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dalle vetture. Poco dopo, altro sinistro, questa volta in A4 tra Cessalto e Sandoran in direzione Mestre. Un'auto è finita contro un camion, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere. Autostrada praticamente paralizzata fino alla rimozione dei mezzi. Stamane a Quinto, lungo la Nualese, di fronte alla Trattoria Moncia, un SUV guidato da un uomo è sbandato contro un cordolo di cemento ed è finito poi contro alcune auto in sosta. Per evitare di tamponare un altro mezzo, si è poi capovolta sulla carreggiata. Ferito leggermente l'automobilista per miracolo, sul posto SUEM 118 e Vigili del Fuoco. Gravi però le conseguenze sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni. Nel pomeriggio infine un altro frontale tra 2 macchine con 2 persone ferite e portate in ospedale. È accaduto a Gaiarine, in località Francenigo. Adesso parliamo di sanità, mancato rinnovo dei contratti, stipendi inferiori rispetto alle altre ULSS d'Italia, carenza di organico, orari di lavoro pesanti, sono i problemi che i sindacati hanno sollevato a Treviso e in altre 27 ULSS venete e lanciano l'ultimatum: se la Regione non ci ascolta siamo pronti allo sciopero generale della sanità veneta. Abbiamo votato la mobilitazione. Se la Regione continua a fare orecchie da mercante, a scaricare le responsabilità su altri, non facendo quello che sta nelle sue possibilità, non escludiamo di arrivare ad una grande mobilitazione della sanità pubblica nel Veneto. I sindacati parlano del D-Day della sanità veneta. La misura è stata superata, spiega Ivan Bernini, che annuncia che tutte le sigle sindacali hanno votato unitariamente lo stato di agitazione. 3.000 lavoratori in meno dal 2010 ad oggi nell'uso della 2 Marca Trevigiana, meno 556 medici nell'arco di 7 anni. Sono alcuni dei dati resi noti dalla CGIL in occasione del presidio davanti al Cafoncello, che di fatto dà il via alla protesta. Comprimere troppo gli orari vuol dire non dare più la completezza e il minimo di sicurezza nelle attività mediche che vengono fatte. Servono, dicono i sindacati, nuovi giovani specialisti, soprattutto in anestesia e rianimazione. Quello che prima c'era chiesto di fare in 10, adesso ci chiedono pian pianino di farlo in 8, in 6, sempre meno, quindi è una questione anche e soprattutto per l'utenza e per la sanità pubblica di sicurezza. In agitazione anche il comparto della prevenzione per la tutela dei consumatori, per la sicurezza alimentare e quello della salute mentale. Questi tagli che sono programmati, le carenze di organico, la carenza di amministrativi e la carenza di tecnici, mettono in discussione la possibilità di svolgere questa azione di controllo e vigilanza con efficienza ed efficacia. A fronte di un enorme aumento della domanda e quindi di sofferenza da parte dei cittadini e dei loro familiari, c'è un'estrema contrazione della risposta. Altra nota dolente riguarda le retribuzioni. Secondo i dati forniti dalla CGIL, quelle dei medici veneti si attestano nella media nazionale, mentre quella dei camici bianchi di Treviso al di sotto di 2.000 euro. Per quanto riguarda invece le retribuzioni del personale di comparto, stando sempre ai dati forniti dalla CGIL, per il Veneto sono di 2.000 euro inferiori rispetto alla media nazionale, a Treviso al di sotto della media veneta. Per questo dai sindacati la richiesta che vengano incrementate le risorse economiche integrative a carico della Regione Veneto. C'è poi il nodo relativo ai contratti. I medici stanno aspettando da 10 anni il rinnovo del contratto di lavoro, colpevolmente la Regione Veneto non ha accantonato le risorse
da inserire nel Fondo Sanitario Nazionale per il rinnovo del contratto dei medici. Con il presidio di oggi i sindacati hanno dato il via allo stato di agitazione lanciando un ultimatum alla Regione, alla quale verrà inviata una nota congiunta chiedendo un incontro urgente. In caso di mancata risposta le sigle sindacali si dicono pronte allo sciopero generale della sanità veneta. E nella giornata di oggi è arrivata pronta la replica sia del governatore Luca Zaia che del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Sentiamoli. Mi spiace che si faccia passare l'idea ai cittadini, mi metto nei panni dei cittadini che sono a casa, magari ammalati, che sono letteralmente inquietati da notizie che non sono veritiere. La preoccupazione che hanno loro ce l'hanno tutti, che è quella di avere medici e quella di avere personale. Abbiamo ripetuto in più occasioni che mancano in Italia 56.000 medici, dei quali 1.300 mancano in Veneto, ma non ci sono in Veneto non perché la Regione non li vuole assumere, perché è difficile assumerli e trovarli. Se qualcuno ha qualche medico disoccupato, chiami magari la vostra redazione e dice io sono disoccupato, non è vero quello che dice Zaia. Per il resto abbiamo un numero di concorsi che abbiamo bandito, che sono stati banditi, che sono in corso, che siamo in grado di dimostrare che non è assolutamente vero quell'idea che si vuol dare di una regione che dorme mentre gli ospedali si spopolano. Poi dopodiché riconosco le difficoltà di questo mondo, del lavoro, i medici sono preziosi, li difendiamo sempre come tutti gli operatori del mondo della sanità, ma voglio ricordare che la sanità in Veneto significa 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno, oltre 50.000 dipendenti, quasi 60.000 se ci mettiamo anche gli indiretti, e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Parlare male della sanità del Veneto vuol dire far danni alla sanità del Veneto. Però loro dicono che sono 10 anni che non viene rinnovato il contratto di lavoro. Ma guardi, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente. A me non risulta che in Veneto non si applicano le leggi nazionali, se poi è un problema di rinnovo del contratto di lavoro a livello nazionale è un altro discorso. Come non mi risulta che in Veneto si paghino di meno i medici per delle scelte fatte in Veneto. In questi anni, dal 2010 in poi, non abbiamo fatto altro che implementare il numero di infermieri di OSS nella nostra ULSS, nelle nostre 3 ULSS. Partivamo da una situazione di criticità, oggi noi abbiamo l'autorizzazione della Regione e riusciamo a dare il turnover e addirittura a mettere infermieri in extra turnover. Quindi non è vero che manca personale. Dal punto di vista dei medici, lo sappiamo tutti, è un problema nazionale, anche da noi mancano 100 medici, lo sappiamo, ma non dipende certamente né da noi né dalla Regione Veneto. La battaglia continua, insomma, adesso la cronaca, vedo già in collegamento il nostro Lucio Zanato che si trova in zona Pescheria, dove nel pomeriggio c'è stato questo macabro ritrovamento proprio nel fiume. Lucio, è così? Buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3, siamo in Riviera Comisso e alle mie spalle è stato recuperato oggi pomeriggio dai sommozzatori, dei vigili del fuoco, il cadavere di un uomo, BV, queste le sue iniziali, 68 anni, tutti lo ricordano come Walter il Mago, persona che stazionava in queste zone, un passato come titolare di un bar e poi anche di una pizzeria, successivamente lavoro di cameriere però con notevoli problemi, diciamo così, di alcolismo e poi pare insomma che sia una morte naturale, anzi accidentale, perché probabilmente è caduto proprio sul canale. Se state vedendo le immagini sono quelle del ritrovamento e soprattutto del recupero della salma oggi pomeriggio, stazionata qui fino a circa le 18, poco da dire insomma su questo ritrovamento se non una disgrazia probabilmente legata alle difficoltà di vivere proprio di quest'uomo, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato che ci ha raccontato appunto di quanto accaduto nel pomeriggio in zona Pescheria. A Quinto invece un'auto data alle fiamme, l'ombra del piromane che continua ad essere presente nella Marca. Le fiamme alte hanno distrutto completamente l'auto di un medico, è accaduto alle 3:45 in vicolo Vittorio Emanuele a Quinto. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Si tratta dell'ennesimo rogo nel Trevigiano, potrebbe esserci un piromane dietro a questi incendi. L'ultimo dunque quello di questa mattina, in fiamme una Kia Carens di proprietà di un medico siriano di 75 anni. La vettura è andata completamente distrutta, notevoli anche i danni provocati dal fuoco ad una pompeiana attigua all'abitazione del medico sotto cui era posteggiato il mezzo.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno permesso di spegnere immediatamente l'incendio e di contenere i danni alle strutture limitrofe. I militari stanno visionando ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire cosa realmente sia accaduto. A Motta di Livenza invece un blitz antidroga della squadra mobile di Treviso in un covo davvero blindato. Gli scuri delle finestre chiuse, le porte blindate e telecamere di videosorveglianza. Non solo, ma la casa era vigilata all'esterno da stranieri che si alternavano con funzioni di vedetta per controllare la presenza di persone sospette e di eventuali clienti. Il blitz degli uomini della squadra mobile è scattato nella notte, scoperto un vero e proprio covo dello spaccio a Motta di Livenza. All'interno dell'abitazione è stato trovato tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, nonché denaro in contante. Sul posto, oltre a 4 cittadini magrebini, anche un 31enne marocchino pregiudicato per reati legati allo spaccio, nulla facente e destinatario di ordine di cattura. L'uomo è stato arrestato. L'unica donna del gruppo, una 32enne non in regola con le norme di soggiorno, è stata condotta in questura per l'avvio della procedura di espulsione. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta per parlare dell'elettrificazione della tratta ferroviaria Montebelluna-Belluno. Il PD regionale Laura Puppato denuncia il congelamento dei fondi che erano stati stanziati dal precedente governo. Cura del ferro, così era stato denominato un pacchetto di interventi varati dall'allora ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio e inserito in un piano pluriennale 2017-2021 che interessava da vicino il Veneto con lavori per quanto riguarda la qualità dei treni, sottopassi e soprattutto l'elettrificazione della linea ferroviaria, in particolar modo nella tratta Castelfranco-Belluno, strategica per il Veneto e in generale per il nord-est. Non c'era solo un piano sulla carta, spiegano Laura Puppato e Roger De Menec, ma il passato governo aveva reperito anche le necessarie risorse economiche. E quello che a noi consta oggi e quello che risulta è che purtroppo c'è un blocco, c'è una sospensione delle attività previste nel 2019-2020 funzionali all'elettrificazione da Castelfranco Montebelluna fino a Belluno, Ponte nelle Alpi, quindi Calalzo, e dall'altra parte la stessa tratta Vittorio Veneto, Belluno, Ponte nelle Alpi, anche in quel caso è in parte messa in discussione. 140 milioni di euro su base pluriennale e altri 60 per il 2019 i fondi che erano stati recuperati. 60 più 70, cioè la metà dei 140 più i 60 del 2019 sono stati bloccati, nel senso che RFI non ha la richiesta di acquisto dei materiali per poter continuare ad effettuare i lavori. Questo comporta un duplice rischio, spiega Laura Puppato. Il primo riguarda la tratta da Castelfranco a Belluno. Verrà comunque sospesa a partire dal 6 di giugno fino a metà di settembre per la manutenzione ordinaria e straordinaria senza effettuare i lavori di elettrificazione. Se poi, aggiunge l'ex senatrice, dovessero essere programmati i lavori di elettrificazione, quella stessa tratta verrà nuovamente chiusa con ulteriori costi e disagi per gli utenti. C'è poi un altro rischio dietro l'angolo, secondo il PD. Noi avremo i mondiali del 2021 con tutta probabilità con ancora le diligenze o giù di lì, con l'interruzione della tratta su Montebelluna, con un disagio pazzesco per oltre i 2/3 dei viaggiatori. Nel pomeriggio è arrivata una nota della Regione su questa vicenda. Ci auguriamo che l'attuale Ministro dei Trasporti sappia trovare le risorse necessarie al completamento della elettrificazione dell'anello ferroviario del Bellunese e noi, come abbiamo fatto con il suo predecessore, lo incalzeremo perché le metta effettivamente a disposizione. Lo afferma in una nota l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che continua del tutto impropriato parlare di blocco, precisa, perché tutti i soldi per finanziare l'intero progetto non ci sono oggi, ma nemmeno prima c'erano, attacca De Berti. Il precedente governo infatti non ha mai concluso l'iter di finanziamento delle opere in argomento ed è da allora che le risorse mancanti non sono tecnicamente disponibili, dice De Berti in riferimento all'accusa di Puppato. Adesso solo per tornare a parlare del maltempo, soltanto per darvi notizia di 2 rinvii, di 2 manifestazioni che appunto, come abbiamo visto, per il maltempo in arrivo tra domani
e domenica appunto verranno rinviate, a partire dalla Treviso in rosa, che era prevista per questa domenica con cifre peraltro record. A causa del maltempo è stata spostata a domenica 19 maggio, confermata invece per domani la distribuzione del kit di partecipazione alle iscritte a livello individuale, appunto dalle 9 alle 19 al BHR Treviso Hotel. Le iscrizioni, che sono chiuse il 28 aprile, non riapriranno, quindi la Treviso in rosa spostata al 19 maggio. Un'altra manifestazione che viene slittata a causa maltempo è quella di Prato in Fiera, che invece doveva che era prevista per domani pomeriggio per il terzo anno consecutivo, verrà spostata invece questa per il prossimo sabato, quindi sabato 11 di maggio. Questo per quanto riguarda il maltempo. Non verrà invece spostata, anche perché è più avanti nel tempo, insomma a ridosso, fuori dal pericolo di maltempo, la adunata nazionale degli alpini, che si terrà quest'anno a Milano. Oggi la presentazione, tantissime le presenze ovviamente anche e soprattutto dal Veneto. Milano, Palazzo della Regione Lombardia, tradizionale incontro con la stampa che oggi ha fatto seguito alla mostra Alpini, uno stile di vita, inaugurata al Castello Sforzesco, nella città del centenario della fondazione dell'Associazione Alpini e che ha dato i natali al quinto reggimento con i suoi nomi illustri. Si sono ritrovati assieme alle autorità i massimi vertici dell'ANA e dell'Esercito. Il generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, ha parlato del rapporto fra i militari e l'Associazione Nazionale Alpini con il suo esercito di volontari, oltre 16.500, ha detto, con la ferma intenzione di creare fra le due realtà un'integrazione di modelli operativi per una maggiore efficienza in caso di intervento. E altri numeri: 11.000 soldati con cappelli alpini, 147 anni di storia, 100 di adunata. Il primo cittadino Giuseppe Sala, oltre a dirsi soddisfatto dell'evento, ha parlato del tema della cura che gli alpini hanno ad esempio per il bosco del Rogoredo o dell'Ambro. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha portato il suo saluto ricordando il padre alpino e il generale Pennabianca. Renato Genovese, presidente del comitato organizzatore ANA, ha concluso dando altri numeri importanti di questa 92esima edizione a Milano. I presenti previsti nei 3 giorni: 400.000, 80.000 alpini a sfilare, con un indotto che supererà i 120 milioni di Cremona, stando agli studi della Cattolica di Milano. Il conto alla rovescia è quindi incominciato, anche se a decretare l'inizio ufficiale sarà l'alzabandiera, fissato per le ore 10 di venerdì 10 maggio in Piazza Duomo. Molti altri momenti toccanti seguiranno e poi tanta emozione, tanta attesa per la sfilata di Milano della domenica 12 maggio. In chiusura, per ribadirvi che fra poco, cioè 20:10, la politica in primo piano. Avremo con noi due sfidanti alle elezioni europee: Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, ma in questo caso candidato alle europee con Forza Italia, e il professor Antonio Silvio Calò, candidato del Partito Democratico. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il weekend si apre all'insegna del maltempo sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di sabato 4 maggio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti, un po' ovunque, localmente anche di forte intensità, specie durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino, con precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità, e non si esclude la possibilità di qualche locale nubifragio. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà spiccatamente instabile su tutta la regione, con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Kronos è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.